Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quel che sta succedendo in Veneto. Siamo in diretta un po' prima del solito perché fra pochi minuti alle 11:45 inizierà una conferenza stampa in diretta qui sul canale 18 e sulla nostra pagina Facebook del presidente Luca Zaia, non dalla sede della Protezione Civile di Marghera, ma dalla Palazzo Balbi, dalla sede istituzionale della Giunta regionale e dell'amministrazione regionale del Veneto. Molti temi all'ordine del giorno, naturalmente l'ordinaria amministrazione di quello che può essere la Giunta del Veneto, ma anche tutte le novità riguardanti l'emergenza coronavirus. Perché? Abbiamo visto che le dichiarazioni di Zaia, la decisione di Zaia di togliere la gratuità per tutte le categorie riguardanti i tamponi ha causato un po' una levata di scudi. Qualcuno ha storto il naso, qualcuno non è affatto contento, altri invece dicono bene ha fatto la Regione a fare questa scelta. Da oggi i tamponi si pagano se non c'è un'esenzione descritta dal medico o comunque dalla sanità, una situazione che noi stiamo seguendo da vicino con le nostre redazioni, poi ne parliamo, li sentiamo un po' tutti, sentiamo Bassano, Padova e Vicenza anche per capire come va in quelle città per quanto riguarda quelle aziende sanitarie. Sappiamo che tutte le aziende sanitarie del Veneto faranno una conferenza stampa oggi alle 12:30, quindi presumiamo che si parlerà anche di gratuità, di tamponi, delle campagne vaccinali che proseguono, quindi una giornata decisamente densa di appuntamenti e impegni tutti da seguire. Nel frattempo sappiamo che il tema di questi giorni sarà anche quello del caldo, perché sta già arrivando il famoso anticiclone africano definito con il poco simpatico nome di Lucifero da alcuni addetti ai lavori del meteo. Porterà temperature altissime, secondo alcuni vicine anche ai 49-48 gradi per quanto riguarda il sud. Il Veneto potrebbe toccare davvero punte molto alte a partire già da questa notte, da domani. Secondo infatti i meteorologi il problema di questa perturbazione in arrivo sarà che non lascerà spazio al fresco neppure di notte, quindi soprattutto nella pianura, perché poi magari in montagna un po' di notte rinfresca, soprattutto ad agosto. Per chi vive in pianura le notti potrebbero essere davvero torride, le case, le piazze, le strade e soprattutto le città non farebbero in tempo a rilasciare il calore accumulato durante il giorno e quindi si sommerebbe calore a calore con le conseguenze che tutti possiamo immaginare. Vedremo che cosa succederà, ma pare che davvero fino a domenica, fino a Ferragosto non se ne esca. Quindi andiamo avanti, anzi iniziamo con la nostra informazione, visto che se ne parlerà fra pochissimo. Vediamo con la regia di Fabio Verin il servizio che parla di questa novità sul piano tamponi annunciato da Zaia, quindi con lo stop alla gratuità per tutti. Poi vediamo magari anche chi paga e chi non paga. L'accesso diretto senza se, senza ma e senza motivazione non sarà più garantito. I fattori quali sono? Il primo è quello che il nostro sistema va in crash. La svolta arriva con lo scoccare della mezzanotte, da quando cioè entrerà in vigore il nuovo piano di sanità pubblica per il Veneto, che ridisegna ancora una volta la strategia di attacco al virus ai tempi della variante Delta e del vaccino. Il Veneto era l'unica regione in Italia a garantire l'accesso gratuito per tutti, ma da inizio agosto sono cambiati i presupposti. A dimostrarlo le code ai Covid Point di questi giorni, che hanno imposto un'accelerazione a Palazzo Balbi e quindi l'immediata esecutività della delibera di giunta. Prima il Green Pass, poi le nuove regole per il rientro dei turisti nei paesi di provenienza, Germania in primis. Impossibile garantire il test a tutti, questione di costi ma anche di personale impiegato. Vi ricordo che chi fa i tamponi non sono personale estraneo alla sanità, sono i nostri sanitari. Quindi dagli ospedali dobbiamo distogliere una massa di personale da paura che si va a sommare all'altro personale che è quello dei centri vaccinazione. Il test resta gratuito per le categorie esentate dalla vaccinazione, minori di anni 12 per esempio, o per chi deve fare visita ai propri cari. Per tutti gli altri avrà un costo in linea con le tariffe nazionali. Il commissario Figliuolo ha fatto un accordo nazionale per 8 euro dai 12 ai 17 anni
a tampone e 15 euro sopra i 18 anni, con tutte le farmacie. 22 euro il costo per i turisti che devono rientrare nei paesi d'origine e per chi non è residente in Veneto. L'altra faccia della medaglia è quello delle vaccinazioni, che restano ovviamente gratuite, sulle quali anzi si vuole premere sull'acceleratore. Le dosi certo non mancano, oggi più che mai. Anche per questo si vaccinerà anche a Ferragosto. Agosto sarà un mese interessato da almeno 1 milione di vaccini disponibili. L'appello è che chi vuole vaccinarsi nella totale volontarietà, libertà, poi ognuno fa quello che vuole, si sappiano che ci sono i posti. Non attendete settembre, ottobre, perché poi finisce che ci sarà il caos. Vaccinazione che resta non obbligatoria, sottolinea Zaia, ma che ha di certo cambiato il corso della pandemia. Oggi, se gli ospedali hanno un coefficiente di occupazione del 2%, lo si deve, piaccia o non piaccia, ai cittadini che si sono vaccinati. Deve essere chiaro questo. Io non vi so dire se all'infinito il vaccino ci darà questi risultati. Vi dico che oggi, dati alla mano, la vaccinazione ci ha permesso di non andare a riempire nuovamente gli ospedali. Punto. Questi sono solo le basi, i prodromi di quello che verrà detto oggi in conferenza stampa. Sicuramente si tornerà sul tema del Green Pass, sicuramente si tornerà sul tema dei tamponi a pagamento, ma quello che vi avevamo annunciato, ovvero che ce ne stiamo occupando, poi lo vediamo nei nostri telegiornali questa sera. TG Bassano, TG Vicenza, i nostri giornalisti si stanno occupando di capire come sta cambiando la macchina della sanità in Veneto con questa importantissima novità. Sappiamo che le farmacie sono quasi state prese d'assalto nel fine settimana da chi aveva bisogno di un tampone per avere il Green Pass, per poter andare in ferie o magari andare a cena fuori per mangiare, ricordiamo, all'interno dei locali seduti al tavolo, insomma, per chi aveva bisogno per il fine settimana c'è stato un assalto alle farmacie. Cercheremo di capire oggi o domani come cambia la vita anche per le farmacie, se le persone continueranno a fare riferimento alla sanità pubblica con il pagamento dei tamponi, oppure se diranno a questo punto meglio aspettare un po' meno, fare una fila un po' più corta e andare in farmacia. Lo vediamo di sicuro nei TG di questa sera. Allora, noi con un occhio guardiamo quello che succede in Veneto, con l'altro teniamo d'occhio sempre grazie alla regia di Fabio Verin la conferenza stampa di Luca Zaia, che dovrebbe iniziare davvero fra pochi minuti. Per noi ci sarà la redazione di Venezia che ci introdurrà anche naturalmente spiegandoci che cosa accadrà, quindi siamo sempre pronti a dare la linea a Palazzo Balbi. Arriva invece una puntualizzazione molto importante che non mancherà di suscitare anche domande, perplessità e ovviamente polemiche, visto che il tema è del tutto divisivo e si litiga su questo argomento ormai da settimane. Allora, gli italiani corrono, fa sapere l'ANSA, verso la normalità con il Green Pass in tasca. 20 milioni i certificati verdi scaricati negli ultimi giorni, è un dato che riguarda la giornata di ieri. È plausibile che oggi sia salito di qualche milione, non sappiamo quanti, ma comunque che sia ancora più importante il numero. C'è da dire però che il ministro dell'Interno Lamorgese ha specificato, ieri sera ha detto, saranno i titolari degli esercizi pubblici, ma anche di cinema, eventi sportivi e altre attività, a dover chiedere il lascia passare, ma non potranno chiedere la carta di identità ai clienti. Luciana Lamorgese chiarisce con un esempio: andare al ristorante con il Green Pass è come andare al cinema a mostrare il biglietto. Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti, saranno controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa. Non si può pensare, dice il ministro, questa è una puntualizzazione molto importante perché risponde a domande molto pressanti da parte di più categorie. Non si può pensare che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia, significherebbe distogliere dal loro compito prioritario, che è garantire la sicurezza. Quindi il controllo è delegato in ogni caso agli esercenti, ai titolari delle attività, ma la verifica invece del documento di identità
collegato al Green Pass non può essere fatto da queste persone, può essere fatto solo dalle forze di polizia. Che cosa vuol dire questo? Che cosa può succedere? Può succedere che qualcuno voglia approfondire, chiama le forze dell'ordine. Questo non lo sappiamo perché non è spiegato, non ci sono le cosiddette FAQ, le domande frequenti per questo genere di situazioni. Speriamo che qualcuno ce lo spieghi a noi, che magari poi lo spieghiamo a voi, ai ristoratori, agli esercenti, ma soprattutto speriamo che qualcuno lo spieghi a chi dovrà sobbarcarsi questo ruolo. Ci par di capire, e poi lo vediamo dai nostri servizi, che effettivamente i controlli non siano stati poi così stringenti in queste prime ore. Lo stesso Luca Zaia aveva chiesto un po' di buonsenso, un po' di lasco all'inizio. Pare che le forze dell'ordine stiano lasciando qualche giorno a titolari, clienti, visitatori, turisti e attività per rodare questa importante novità. Da quello che risulta non ci sono stati problemi. In qualche posto invece, in qualche luogo, Bassano, Vicenza, abbiamo visto polemiche scritte offensive, poi vediamo il servizio. In altri casi tentativi di provocazione da parte di qualcuno che non aveva intenzione di utilizzare il Green Pass o addirittura di farselo nei confronti di titolari di esercizi pubblici. Quindi ci sono degli attriti, c'è un po' di sabbia nei meccanismi che devono per forza andare a regime. Chiedo in regia se abbiamo novità sul collegamento con Palazzo Balbi o se non abbiamo ancora la linea. Non ancora, benissimo. Allora andiamo avanti per capire un po' di quello che sta succedendo. Vediamo. No, lo vediamo fra poco perché stiamo pronti, perché potrebbe arrivare Luca Zaia in qualsiasi momento. Poi una cosa che ci chiedono tantissimi telespettatori con messaggi, WhatsApp e mail, chi paga e chi non paga. Ci sono delle tabelle che vediamo magari adesso insieme e che dopo rivediamo con i servizi un po' più rifiniti che sono stati preparati dalle nostre redazioni. Allora, ci sono tante novità, ci sono forti differenze, ci sono proprio categorie ben precise che noi ora andiamo a farvi vedere. Allora, ad esempio, sempre pronti naturalmente a dare la linea a Palazzo Balbi. Allora, test effettuati, chiedo a Fabio Verin in regia di farci vedere intanto e poi noi ascoltiamo, stiamo pronti a dare la linea a Filippo Fois. Allora, questa è la tabella dei test effettuati senza oneri a carico del cittadino, ovvero chi può andare a farsi il tampone senza dover pagare. Innanzitutto ci sono situazioni cliniche, situazioni mediche, quindi soggetti che presentano sintomi sospetti in base alle valutazioni del medico o dell'operatore, pazienti che accedono al pronto soccorso in previsione di un ricovero programmato in accordo con specifici protocolli e procedure aziendali. Cosa vuol dire? Semplicemente che chi deve andare in ospedale o chi va in pronto soccorso e chi ha sintomi sospetti può avere il tampone. Buongiorno, dunque siamo lasciamo la linea a Fois. Venezia, da Palazzo Balbi al piano nobile di Palazzo Balbi, lo vedete alle mie spalle. Questo è uno scenario piuttosto abituale anche per i nostri telespettatori, luogo in cui tradizionalmente il presidente della regione Luca Zaia tiene i suoi punti stampa, generalmente dopo la giunta regionale, giunta che oggi non c'è stata, si è svolta ieri, e su quello che sarà l'argomento poi della conferenza stampa di oggi ancora c'è, diciamo, il più stretto riservo, per cui sarà una sorpresa anche per noi. Certo che probabilmente per un giorno le tematiche sul Covid, sul coronavirus forse lasceranno spazio a qualcos'altro. Ieri è stato molto importante il punto stampa di Zaia, oggi si è frizzata, come si dice in gergo, l'immagine del nostro Filippo Fois. Noi siamo sempre pronti a ridargli la linea, mal che vada prenderemo una sorgente diversa, quindi mentre aspettiamo Fois da Venezia, ricordiamo fra pochissimo conferenza stampa di Luca Zaia in diretta da Palazzo Balbi, continuiamo a vedere la tabella dei soggetti che possono chiedere l'esenzione. Allora, parlavamo
delle situazioni cliniche, ovviamente soggetti che presentano sintomi sospetti in base alle valutazioni, e poi chi deve entrare in ospedale. Contact tracing, ovvero tracciamento dei contatti, quindi soggetti positivi o individuati come contatti posti rispettivamente in isolamento o in quarantena sulla base dei tempi delle indicazioni del medico o dell'operatore di sanità pubblica. In pratica i contatti di positivi possono avere ovviamente il tampone gratis. Poi ci sono anche soggetti individuati dal SISP come contatti a basso rischio per eventuali allargamenti dell'inchiesta epidemiologica per finalità di sanità pubblica, quindi contatti stretti, contratti un po' più larghi, anche se a basso rischio. Poi strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie territoriali. Perciò operatori di strutture sanitarie, farmacie e quelli che sono inclusi nei programmi di screening, poi operatori ospiti di strutture residenziali, semiresidenziali, socio-sanitarie territoriali, visitatori di pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere, è necessario presentare adeguata evidenza documentale, ovvero devo andare a trovare qualcuno in ospedale, devo andare in ospedale per vedere una persona per un motivo serio, importante, serve un documento, una certificazione. Qui poi verrà spiegato magari che tipo di certificato o di richiesta bisogna fare, e si potrà avere il tampone gratuito. Area della disabilità, operatori familiari, caregiver coinvolti nell'assistenza continuativa di soggetti disabili. Ovviamente l'area della disabilità ha la gratuità. Servizi ricreativi ed educativi rivolti ai minori operatori coinvolti nelle attività e servizi ricreativi, quindi quelle che possono essere i centri estivi di un certo genere, naturalmente sia con attività di screening preventivo sia in seguito dell'identificazione di un caso positivo. Poi popolazioni target di particolare interesse epidemiologico, questo è le varie ed eventuali, ovvero soggetti in specifici contesti di interesse epidemiologico anche locali, comunque su precisa valutazione del SISP, case comunali, mense popolari, centri di accoglienza per migranti, ambulatori dedicati. Queste sono le categorie che possono avere la gratuità. Poi invece scendiamo, vediamo un'altra tabella, usciamo da questa, torniamo in studio per vedere l'altra tabella, cerchiamo di capire sempre che cosa sta succedendo dalle parti di Palazzo Balbi per poter andare in diretta prima possibile. E questa invece è l'altra tabella, quella relativa ai viaggi all'estero per soggetti, scusate, allora, premessa, c'è anche scritto in alto, test effettuati con oneri a carico del cittadino, ovvero queste categorie pagano il tampone. Punto, questo è quello che è stato deciso. Viaggi all'estero, quindi soggetti che su richiesta del paese di destinazione devono effettuare test per uscire dal territorio italiano, o chi rientra dall'estero ed è sottoposto a test per la ricerca. Quindi si va e si torna, il tampone uno se lo deve pagare. Motivi personali, necessitano di test per ragioni personali anche ai fini dell'ottenimento del Green Pass per l'accesso a attività e servizi non già compresi nei casi per cui il test è gratuito. Quindi tutto quello che non è compreso nella tabella che abbiamo appena visto rientra nei motivi personali, quasi tutto, e quindi uno deve pagarsi il tampone. C'è poi il discorso delle esigenze di lavoro, almeno per il momento, soggetti che necessitano di effettuare test per motivi di lavoro devono pagarlo. C'è da dire che si sta parlando molto dei tamponi sui posti di lavoro, ma noi andiamo a sentire Luca Zaia. Di poter ricordare questo, che in questo momento non abbiamo problemi di vaccino, somministriamo Pfizer e Moderna, quindi chiunque arrivasse per assurdo nello spazio del centro vaccinale, decidesse in auto di prenotarsi la vaccinazione da lì al successivo quarto d'ora o mezz'ora, riesce a farlo tecnicamente, perché allora, ci pare di capire che ci sia qualche piccolo problema con i collegamenti, quindi noi vi facciamo vedere ora questa fonte della diretta, che però insomma dovrebbe funzionare. Vediamo con la regia di Fabio Verini se riusciamo a sentire cosa dice Luca Zaia. C'è audio?
perché comunque ci sarà un incremento di forniture soprattutto sul fronte Pfizer e Moderna che ci permettono di affrontare la campagna vaccinale per dare risposta a tutti coloro che volontariamente vorranno vaccinarsi. Non vi nego che siamo un po' preoccupati per questo lento e inesorabile incremento di ricoverati, che non è importante, non stiamo caricando 70-80 persone al giorno come diciamo, la proiezione di questi contagiati ci avrebbe dato in altre fasi della storia del Covid, però speriamo di scollinare. Allora, gli esperti ci dicono, esperti, lo sono finché non sbagliano, gli esperti dicono che si dovrebbe arrivare al giro di boa a metà agosto, se non è a metà sarà fine agosto, però insomma in questo mese si dovrebbe avere un cambio di direzione. Cluster ne abbiamo sempre, ne abbiamo scoperto uno a Caorle, tra l'altro abbiamo una Cologna e fra l'altro ne abbiamo, il direttore generale ha fatto bene, ha disposto anche, mi sembra che su una sessantina di ragazzi ce n'erano già 10 positivi, quindi abbiamo chiuso tutto e sono finite le vacanze per quella colonia. Penso che sia un'applicazione del piano di sanità pubblica onde evitare la diffusione magari di un cluster. Tutto sotto controllo, sono già rientrati, sono in fase di rientro, veloci nell'identificazione e via. Abbiamo cluster soprattutto nella fascia di età che va dai 14 ai 29 anni, quindi tra i giovani, e quindi l'appello è sempre quello di evitare gli assembramenti, se ci andate per qualsiasi motivo poi indossare la mascherina. Sì, il clima del liberi tutti non è un clima che ci dà una mano a controllare il virus, e considerate che la vera sfida è rappresentata dal fatto che dei 23 ricoverati in terapia intensiva la quasi totalità non sono vaccinati, quindi è un'ulteriore dimostrazione che la vaccinazione rappresenta un fronte importante rispetto a tutto questo. Stiamo andando avanti con le prove e le validazioni dei tamponi salivari, diciamo quelli, i ciupa ciupa come li chiamo io, no? Si può dire, da utilizzare nelle scuole. La nostra sfida è quella di poter utilizzare, diciamo, un tampone ancora meno invasivo del nasale e quindi di utilizzare i salivari per partire con un progetto di scuole sentinella. Peraltro devo anche dire che anche il generale Figliuolo mi ha chiesto il progetto del Veneto, noi gliel'abbiamo inviato sapendo che noi abbiamo fatto, e voi sapete che io ho un ottimo rapporto col generale, sapendo che noi abbiamo fatto già il progetto scuole sentinella in passato finché erano aperte le scuole, fra l'altro fatto dalla Prevenzione del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova, ovvero il professor Baldo, che ringrazio, al quale fra l'altro chiederemo ancora, assieme alla nostra prevenzione, di affinare ancora di più il progetto per l'apertura del prossimo anno scolastico. Alle famiglie cosa dico? Che è una domanda ricorrente che ci fanno. Dico che noi la scuola la vogliamo riaperta in presenza. So che c'è qualcuno, soprattutto nell'ambito dell'università, che scrive e dice ma dovreste garantire i 2 canali, no? Però se abbiamo deciso che si fa in presenza, non è che adesso passiamo da un estremo all'altro, alla fine ci fermiamo a metà del quadro perché dobbiamo garantire un po' tutto a tutti. Sì, io penso che mantenere in vita la DAD sapendo che si può fare la scuola in presenza non sia bene, nel senso che abbiamo fatto una battaglia per tornare a riaprire le scuole ed è giusto che si rifacciano in presenza, perché questo è un diritto degli studenti. E infine volevo dirvi rispetto ai tamponi. Oggi i direttori generali parleranno dei tamponi. Ripeto, io capisco che c'è sempre qualcuno che si agita e qualcuno che si è perso anche per strada un po' di puntate della serie. Noi siamo partiti con un progetto di screening perché non avevamo nessuno che si faceva i tamponi. Voglio ricordarvi che quel giorno, quando abbiamo deciso di aprire a chiunque la possibilità di fare tamponi, lo abbiamo detto chiaramente, lo dobbiamo fare perché noi dobbiamo fare un minimo di tamponi al giorno per monitorare il grado di circolazione del virus. Siccome in quella giornata, me lo ricordo come fosse ora, avevamo solo 45 positivi, se giri anche attorno a casa dei 45 positivi ti porti a casa 1 migliaio di tamponi, a noi ne servivano 20, 25, 30.000 al giorno.
Quindi questa decisione del Veneto, che peraltro era l'unica regione in Italia che da 2 mesi faceva i tamponi gratis a tutti, è una decisione che non è contro qualcuno, è una decisione dettata dal fatto che il personale ci serve negli ospedali, perché a differenza delle altre fasi oggi abbiamo anche le vaccinazioni. E poi, per un altro motivo non irrilevante, oltre 50.000 tamponi al giorno creano code paurose e si rischia di lasciare fuori, magari in lunga attesa, chi magari ha veramente il rischio di avere il virus perché ha un contatto stretto di positivo, il positivo, o magari il familiare che deve andare in casa di riposo a far visita all'anziano e non riesce a farsi il tampone, o altre categorie. Ricordo che queste categorie che ho citato, positivi, i sintomatici, i contatti di positivi, tutti i familiari degli ospiti delle case di riposo, coloro che vanno in ospedale, hanno il tampone gratuito come ce l'hanno i minori di 12 anni. Infine vi ricordo anche, ho visto che non è stata ben compresa, non è che noi ci siamo inventati una cifra, c'è un accordo nazionale fatto dal commissario Figliuolo con le farmacie che prevede 8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni per il tampone. Chiuso. Tutto qua, cioè non c'è un modello veneto di soldi, cifre, guadagni, non ci guadagniamo nulla noi a fare tamponi, cioè che sia chiaro, nel senso che non è il core business della Regione, il core business della Regione è quello di curare i cittadini, punto. E basta, io vi lascerei spazio per le domande, dopo ci terrei a presentare assieme a voi queste 3 squadre che ci faranno onore, insomma, cioè, visto considerato che sta andando bene per il Veneto ultimamente con lo sport. Non è il core business della Regione. Giusto? Quello di curare i cittadini, punto. E europei, Olimpiadi, tutto abbiamo fatto. La quinta finale delle Olimpiadi della Federica anche dobbiamo ricordare. Orgoglio Veneto. Domande ragazzi? Prego. No, io posso solo annunciare che immagino, per logica conseguenza, che la terza dose interesserà per primi, non solo dal punto di vista temporale perché hanno fatto per primi il vaccino, ma anche per un fatto di opportunità, qualora ci fosse la terza dose, i lavoratori della sanità, le RSA e categorie diciamo essenziali. È vero che sono stati i primi a fare il vaccino, vi ricordo che noi abbiamo iniziato a vaccinare il 27 dicembre 2020 con quelle famose 827 dosi iniziali e da allora ovviamente è partito il timer. Allora, lo diceva Fauci in un'intervista data circa forse un mese fa, l'ho vista in un quotidiano straniero, diceva che alla domanda quanto durano gli anticorpi, lui ha detto 1 anno, più anni, forse anche l'infinito, nel senso che oggi non abbiamo misura di quanto duri la risposta anticorpale. È vero che poi ci sono sempre gli scienziati che sanno tutto, dicono ma è semplice, dovete fare il prelievo del sangue a tutti. Sì, vabbè, è semplice a dirlo ma non a farlo. Cioè noi 5 milioni di prelievi, elaborazione di prelievi, sì, ovvio che questa sarebbe la perfezione in assoluto. Fermo restando che vi ricordo che oltre alla copertura anticorpale, cioè la risposta diciamo immunologica che dà il fisico, c'è neanche una copertura che non è anticorpale, che è quella dell'immunità cellulare. Questa è un'altra misura che noi oggi non riusciamo a fare. Verosimilmente io immagino che al giro del boa di 1 anno la terza dose apparirà all'orizzonte, perché comunque ormai se guardate anche tutto quello che viene scritto dal CTS dice dai 6 ai 12 mesi per la prima dose del guarito, e il riferimento dei 12 mesi ormai sta diventando una sorta di pietra miliare per dare una copertura diciamo anticorpale. Considerate che sui vaccini ho visto che le big pharma dicono, insomma i produttori dicono che comunque confermano quei vaccini, nel senso che quindi comunque sarà una terza dose per chi la farà, per chi vorrà farla, ovviamente del vaccino che ha già fatto. Prego. Buongiorno, io volevo chiedere 2 cose. La prima, mi pareva di ricordare che il dottor Rassu, che adesso è il coordinatore delle nostre microbiologie, avesse iniziato uno studio anche lui con tutte le nostre dottorici di microbiologie per capire appunto la durata degli anticorpi, e volevo capire che punto siamo. La seconda, volevo chiedere se sono stati poi alla fine coinvolti i pediatri di libera scelta
nelle vaccinazioni della fascia più giovane, e la terza, visto che sono arrivati 25 miliardi per il piano di ripartenza, quanti ne spettano al Veneto e quando arrivano? Grazie. Allora, partirei dalla terza, ancora sulla ripartizione non ti so dire. E la seconda, sui pediatri di libera scelta, gli incontri li ha fatti l'assessore Lanzarini, e sinceramente non ti so dire se ha chiuso o non ha chiuso questa partita. Se mi confermi te, so che aveva degli incontri e tra l'altro l'assessore non c'è in questi giorni, quindi non ho informazione, ma immagino insomma che i pediatri sono sempre stati a disposizione, cioè non sono mai stati percepiti come un problema, sono una risorsa. Ricordo a tutti che la vaccinazione, diciamo, dei minorenni fino ai 12 anni, sono dai 12 ai 18 anni, è una vaccinazione che è sempre volontaria e è in capo, la scelta è in capo ai genitori, tranne in qualche caso ho visto che c'è la sentenza di tribunali che danno ragione al figlio minorenne che vuole vaccinarsi contro il genitore che dice di no. È accaduto in Piemonte, se non ricordo male, anche qui ho visto 2 o 3 sentenze visto di questo genere. Per quanto riguarda il dottor Rassu, si sta andando avanti con quello, ad oggi non abbiamo dati, o meglio abbiamo dati ma non organizzati, elaborati. C'è da dire che il dottor Rassu con le microbiologie sono anche impegnati a fare una sorta, fra virgolette, di validazione in house di molta diagnostica, tipo i tamponi salivari ed altro che ci sono sul mercato. Più o meno il target sono 5.000 test che vengono fatti su popolazione, diciamo, con le microbiologie del Veneto, e ovviamente con test in doppio con molecolare per verificare se l'attendibilità dichiarata è l'attendibilità poi che noi rileviamo. 5.000 test al giorno sanitari? No, 5.000 test per tipo di test. Sì, nel senso che non si dà il test che si chiama Pinco Pallino. L'obiettivo è quello di provarlo in 5.000 casi in maniera tale di avere un minimo di... Però considerate che noi ormai siamo pronti a una gara per fare in modo di entrare nelle scuole con i salivari come azienda zero. Adesso non so se hanno bandito, se hanno fatto, questo non ve lo so dire e non compete neanche a me sinceramente. Voi mi farete campione nelle scuole? Sì. Sempre a scuole sentinella, scegliete un campione di scuola rappresentativo dal punto di vista epidemiologico, quindi saranno complessi scolastici importanti, cioè con tanti studenti, ma sì, vengono sicuramente quelli. Io penso che qualche incremento in più lo dovremmo fare, perché il viaggio è lungo, cioè si inizia a settembre e si finisce a giugno. Invece l'altra volta abbiamo fatto ad aprile per finire a giugno. Sì, l'altra volta erano solo medie, questa volta fate anche una superiore, scusate, sì. Una superiore. Dobbiamo entrare anche nelle superiori. Quindi rimane medie superiori. Sì. Dopo non so se la prevenzione, visto e considerato che facciamo il tampone salivare, trova anche una soluzione per andare anche nei bimbi, visto che il tampone salivare è un'invasività che è zero praticamente. Buongiorno. 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 Presidente, dei nuovi ricoverati, c'è questo leggero ma preoccupante trend di ricoveri in terapia intensiva. Avete un profilo? Cioè chi sono questi che finiscono? Allora, nei ricoverati noi abbiamo quasi un 70% che sono non vaccinati, esattamente mi sembra sia il 66, qualcosa ad oggi, non vaccinati. C'è da dire che il dato che è rappresentativo, che la proiezione sulle terapie intensive diventa quasi totalitaria per i non vaccinati, vuol dire che in via empirica, perché noi non siamo qui con un'analisi fatta, diciamo, puntuale, in via empirica ci potrebbe dire che il vaccino attutisce l'impatto del virus e non ti porta in terapia intensiva. È anche vero che i ricoverati che abbiamo non sono ricoverati, diciamo, allo strenno e messi male. Sono giovani, sono cinquantenni, stragrande maggioranza che ha questa fascia di età. Un'altra domanda, Presidente, per quanto riguarda questa ampia disponibilità di vaccini, 1 milione per il resto del mese di agosto, avete intenzione di incentivare le vaccinazioni con qualche iniziativa? Sì, allora incentivare di essere a disposizione di chi vuole farsi il vaccino, perché è proibito anche di incentivare ormai qui da noi, no? Sapete che bisogna anche fare bip invece di dire il vaccino, così non. Allora, noi
io non porto una posizione ideologica, so che la legge dice che se uno vuole vaccinarsi ha diritto ad avere il vaccino, facciamo in modo di organizzare la vaccinazione. Abbiamo delle iniziative nelle singole ULSS, diciamo che sono iniziative estemporanee, che lo dicevo l'altro giorno, il Calcio Mogliano, tanto per parlare di squadre di calcio, ci ha chiesto di poter vaccinare i ragazzini delle primavere, quello che è, poi ci ha detto, ma visto che ci siamo, ci chiedono anche i genitori che non sono vaccinati di vaccinarsi, ma visto che ci siamo ci ha parlato di un'altra squadra che sarebbe... Allora, quando si creano questi contesti è diseconomico farli andare in un centro vaccinale perché ci metti meno a organizzare le vaccinazioni. Quindi vedo che molte associazioni chiamano le ULSS per organizzare dei come si può dire, degli open day, diciamo, dedicati al vaccino day, Vax Day. Sempre invece per quanto riguarda la scuola, sì. Che disposizioni ci sono a livello nazionale e quindi regionale sui trasporti? Perché il problema poi è quello della capienza, cioè restiamo al 50, al 70, passiamo al 100. Io penso che con l'apertura della scuola verrà rimaneggiato dal CTS le linee guida, cioè immagino che non resteranno le linee guida di oggi. Resta sempre un problema cruciale che non c'è materiale. Cioè non c'è materiale rotabile, non ci sono nuovi treni che si possono acquistare piuttosto che nuovi pullman, questo è il dato di fatto. Cioè, lo dico perché poi abbiamo passato mesi a sentirsi dire dovevate programmare, sì, con la diligenza, cioè i carri, con cosa? Non c'è, cioè, anche volendolo acquistare non c'è sul mercato. Quindi le risulta che si possa arrivare al 100%? Secondo me faranno delle linee guida più restrittive. Più restrittive del 100%. Quindi si scenderà. È probabile, magari vanno all'80% come è già accaduto. Però questo è in capo al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. L'ultima domanda invece è una curiosità. Prego. Volevo sapere che cosa pensa lei del comportamento di molti ristoratori, baristi o comunque esercenti di pubblici esercizi, che alla richiesta di prenotazioni da parte di clienti pongono la domanda: lei ha il Green Pass? Sì, ho il Green Pass, e allora per lei posto solo dentro. Nel senso che per non perdere i clienti lasciano il Deor, per esempio plateatico, ai non vaccinati, ai non tamponati, e si ritrovano poi anche persone che rifiutano a quel punto la prenotazione perché si sentono discriminati. Sì, c'è da dire una cosa, che poi mi metto anche nei panni, io non voglio giustificare nessuno, cioè non conosco i casi specifici, e questo ti prego di registrarlo perché non so neanche se c'è una notizia sui giornali, quindi dico semplicemente questo. Penso anche che se un gestore ha 10 posti all'esterno e ne ha 50 all'interno, cercherei in tutte le maniere di tenerli liberi se qualcuno che non ha. È ovvio che poi c'è la possibilità che tu non puoi più decidere, però sinceramente lo sento da te, immagino che ci sarà anche questo, cioè, come si può dire, è il segno dei tempi, mai avremmo pensato di dover prenotare in base a un certificato se dentro o fuori, cioè, immagino che se lo stesso ristoratore avesse 200 posti fuori ambirebbe a riempire tutto fuori per far vedere che il ristorante sta lavorando, no? Penso che mai sarà accaduto in città, in città gli spazi all'aperto sono risicati. Però insomma io spero non diventi una guerra tra poveri, cioè abbiamo bisogno di fare questo percorso tutti assieme e venirne fuori, poi lo ricorderemo come un bruttissimo periodo e finisce lì. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Volevo chiedere, tornando ancora sulla scuola, cioè mi pare che ci siano due condizioni da rispettare perché la scuola ci voglia di presenza e ci sia la data come giustamente ha detto lei, che tutti gli studenti siano vaccinati e lo stesso gli insegnanti. Se gli insegnanti non sono vaccinati dopo 5 giorni mi pare perdono il posto di lavoro e vengono sostituiti. Allora avete in programma un'azione mirata per coprire per la fascia, mi pare sia attorno al 10-15% del personale che non è ancora stato vaccinato, visto che la scuola ormai manca un mese alla riapertura? Allora, noi nella scuola abbiamo l'82% degli operatori vaccinati, operatori, perdonatemi, questo significa insegnanti e lavoratori della scuola. L'unica cosa che possiamo fare è degli appelli che facciamo quotidianamente anche a vostro tramite, no? Individuare con tramite anche
No, anche perché oltretutto non abbiamo neanche le liste noi dei dipendenti della scuola, vorrei ricordare. No, un accordo con io penso che ho letto ieri una dichiarazione di Garattini, del professor Garattini, sembra che e lui ha fatto una riflessione che io condivido appieno, immagino anche voi, diceva, ma alla fin fine i docenti sono delle istituzioni e devono dare l'esempio. Io penso che in questa fase, se noi vogliamo mettere in sicurezza la scuola, dobbiamo chiedere questo sacrificio, perché per alcuni è un sacrificio. Io penso che non ci sia nulla da vergognarsi se una persona ha paura di assumere un farmaco, no? Ci facciamo le domande anche per assumere un'aspirina, come dico sempre, per cui immagino che qualcuno possa anche avere delle perplessità. Nessuno si diverte a farsi vaccinare, però è pur vero che se tutti avessimo fatto così oggi saremmo nuovamente in ginocchio. Va riconosciuta questa. Quanto abbiamo sentito parlare di bene comune, di senso civico, del senso di squadra, non siamo più comunità. I vaccini hanno dimostrato che l'82% dei veneti hanno deciso di farlo, altri no. Io rispetto la loro posizione, ma non si dica che questa è solo una scelta personale, anche di comunità, da una parte e anche dall'altra. Poi peraltro, perdone, io mi ricordo che gli stessi che ci criticano oggi sono gli stessi che mi sfidavano dicendo perché non ti vaccini. Mi sono vaccinato. E adesso sono colpa perché mi sono vaccinato, gli stessi. Prego. No, per quanto riguarda i tamponi, è probabile, come l'ha detto lei, insomma, che il boom di questi giorni è legato all'introduzione del vaccino, ma siamo in grado comunque di dire che le strutture sanitarie del Veneto garantiscono il servizio a pagamento prodotto a tutti, piuttosto che vadano ai privati. Sì, noi abbiamo il prezzo è calmierato da un accordo nazionale, quindi tutte le regioni si erano adeguate e noi siamo stati gli ultimi. Ci sono 600 farmacie su 1200 che hanno aderito a fare i tamponi in farmacia, dopodiché loro hanno semplicemente da mandare un modulo se vogliono aderire al prezzo, so che si stanno tutte più o meno allineando, sono 8 euro e 15 euro, la differenza la paga lo Stato. Dopodiché noi comunque come pubblico dotiamo parecchi centri vaccinali di POS e quindi delle strutture dell'hardware per pagare sempre 8 euro e 15 euro, ma non sono prezzi che ci siamo inventati noi, sono quelli della tariffa nazionale. Cioè no. Prego. Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Volevo Buongiorno. il tema di tamponi, Sì. quanto la Regione ha speso e sta spendendo anche in questo momento in cui ha aperto a tutto e a tutti, ha un'idea di... Ma puoi fare un calcolo, allora se dovessimo mettere a tariffa vengono fuori cifre da paura, nel senso che 50.000 tamponi, quanto valgono? Se fossero 10 euro a tampone sono 500.000 euro al giorno. Cioè, guardate che il Covid in Veneto è costato 1 miliardo alla fine, sembrano 700 milioni alla fine della scorsa estate. Io penso che ragionevolmente, sto parlando di tutto quello che è Covid, pensate solo ai dispositivi cosa pesano negli acquisti, cioè dispositivi, noi abbiamo camion e camion di dispositivi, uno dice sì ma una mascherina costa 20 centesimi, 10 centesimi, ma noi ne consumiamo milioni di mascherine e se li mettiamo a una cifra verosimile, dopodiché considera che il supporto quanto ci costerà? 2, 3, 4 euro. Facciamo molta economia di scala perché noi a differenza della farmacia che ne fa 2, 3, 4, 5, 10 tamponi, noi ne facciamo in una sessione in un centro di tamponi, posso farne anche 2.000, 3.000 in un giorno, quindi c'è un abbattimento dei costi del personale pauroso, però insomma verosimilmente non lo so, 5, 6 euro, il costo aziendale 7, non lo so. Fino a un certo punto, nel senso che noi abbiamo sempre, come si può dire, il calderone dei finanziamenti e in tutto questo ci va detto, ma non è che siamo rimborsati a fare ad libitum tamponi, se Veneto spesso ha buttato il cuore oltre l'ostacolo
Immagina quando ci siamo comprati i respiratori, non c'era mica rimborso, noi siamo andati a comprarceli in Svizzera quella volta, quando abbiamo comprato le partite, insomma, ci siamo comprati le siringhe. Vi hanno detto, ma non ho neanche sentito l'iniezione. L'avete sentita sta frase qua? Cioè, noi dobbiamo comprare le siringhe buone noi altri. Nel senso che abbiamo preso delle siringhe, al di là della battuta sull'iniezione, che ci permettono di fare quel lavoro, di tirare fuori la 7ª dose da Pfizer, l'11ª dose da Moderna. Il costo della siringa? Abbiamo speso 200.000 euro per non so quanti milioni di siringhe. Cioè, quindi sono sempre attività che abbiamo fatto per dare servizi ai veneti, ma noi abbiamo portato a casa più vaccino con questo sistema. A parità di forniture noi abbiamo tirato fuori una dose per flacone in più. Pensa che il primo giorno io mi ricordo chiamai a Roma perché vedevo buttare via i flaconcini il 27 dicembre con il vaccino dentro. Ma c'è un ordine, la ditta dice 5 dosi, non capivo, questo è marzo. Infatti noi siamo arrivati a 7 dosi. Pfizer e 11 Moderna. Lo facciamo nel 70% dei flaconi. Sono 1 miliardo da inizio emergenza? Secondo me sì, se non siamo arrivati siamo tanto vicino. E il rimborso che avete ottenuto? Non so perché arrivano. Al momento non lo so, comunque onestamente le risorse ne sono arrivate. Sì, questo sì, adesso la contabilità giusta non te lo so dire. Se vi serve vi facciamo avere il dato. Presidente, un'altra precisazione su quello che ha detto prima, parlava di metà agosto e di giro di boa. Sì. Quindi con delle previsioni già ti danno un calo o un aumento? Perché il giro di boa non lo penso. Guarda, agosto dovrebbe essere la deadline, no? la fine del giro di boa, cioè il fatto che dovremmo iniziare una discesa. Considerate che questa ondata della variante Delta, che ormai è ubiquitaria, cioè non serve neanche più fare la sequenziazione, tanto è Delta, e c'è qualcosa di beta, ma poca roba, e c'è da dire che questa variante noi ce la stiamo ormai portando dal primo esordio almeno da 3 mesi, più o meno. Quindi la storia ci insegna. Considerate che il fatto che ci siano tanti positivi asintomatici la rende anche endemica, nel senso che si diffonde nella comunità e noi non lo sappiamo. Tanto è vero che nei tamponi che abbiamo fatto anche negli ultimi giorni spesso troviamo i positivi che non sanno neanche di essere positivi, ma che sono stati tamponi. Ecco, volete dire una roba sui tamponi. Molti di quelli che venivano a fare tamponi non erano necessariamente Novax che non avevano voglia di farsi il vaccino, molti sono anche cittadini che si sono fatti il vaccino, non riescono a scaricarsi i Green Pass, hanno avuto difficoltà, e qui appello al governo che guardi sta anagrafe vaccinale. Noi abbiamo un sacco di cittadini vaccinati con 1 dose e 2 dosi che dicono che da Green Pass non disponibile sul sito, e questo non va bene. Ecco Presidente, e tra quelli appunto che fanno il tampone per necessità ci sono poi i turisti, i nostri turisti. Ecco, Alberto Maschio dell'Associazione Casertana Albergatori ha chiesto un aiuto alle ULSS, anche alla Regione, per la massiccia richiesta di test proprio da parte di turisti, in particolare tedeschi, che stanno tornando. Ecco, lei cosa risponde? Beh, che sono in quella zona, cioè nelle nostre spiagge venete si calcola che mediamente dovremmo avere un rientro, una movimentazione di tedeschi. Perché parliamo di tedeschi? La Germania ha fatto 2 cose: ha tolto i tamponi, cioè non fa più i tamponi gratis a nessuno ormai da 1 mese, 3 settimane, e impone a rientro in Germania dei turisti non vaccinati il tampone delle ultime 24 ore. Quindi vuol dire che 400.000 turisti tedeschi che rientreranno, che sono quelli di agosto, che rientreranno gradualmente in Germania, si calcola che metà, 200.000, potrebbero non essere vaccinati. Quindi questi avranno necessità di farsi un tampone prima di tornare a casa. Proprio per questo motivo al dottor Filippi, ma anche al dottor Contatto, abbiamo detto di implementare i punti tampone a pagamento, perché il turista deve pagarsi il tampone, che è 22 euro, e nelle zone costiere, nelle zone anche per il lago di Garda, dove insomma ci sono movimentazioni particolari. Quindi noi rispondiamo che la parte pubblica fa dal servizio, poi ci sono farmacie private, tutto quello che è, c'è la mole è tanta, sono 200.000. Più punti tampone? Sì.
E poi invece sui sanitari Novax, avete dei dati sui sanitari che hanno cambiato idea dopo l'ultimatum delle ULSS e magari hanno deciso di vaccinarsi? A Treviso ci sono 61 sanitari che hanno prenotato la dose. Sì, allora ci sono, non ho il numero, possiamo averlo in tempo reale, sinceramente non ho chiesto il numero, però ci sono degli ravvedimenti, definiamoli così. Ieri avevamo 4.000 persone in Veneto e 1 migliaio erano sanitari, medici. So che comunque c'è una forma, diciamo, di compensazione con nuovi accessi. Noi peraltro tramite i direttori generali, che sono i loro datori di lavoro, diamo anche più chance in agenda per più possibilità per vaccinarsi. Tra l'altro si trova in un periodo nel quale ci sono posti, quindi non è che problemi a vaccinarsi. Prego. Mi scusi, volevo chiedere una cosa che mi sono dimenticata. Ho visto che il governo dà alle regioni un finanziamento a parte per l'assunzione di, chiamiamoli, supplenti nella scuola, che dovessero subentrare eventualmente agli insegnanti che, non essendo vaccinati, a quel quinto giorno devono stare a casa. Io volevo capire se questo finanziamento è già arrivato per il Veneto e se c'è un finanziamento simile anche per i sanitari, perché, come diceva giustamente lei, lasciare a casa tanti sanitari rischia di mettere in crisi il sistema. No, sui sanitari a me non risulta. L'altro immagino che sia dedicato all'ufficio scolastico regionale. Quindi voi non avete ancora cifre? No, perché noi non siamo stati coinvolti, il personale non è nostro, cioè, vista da fuori, la sento da te, cioè, il fatto che noi si vada ad assumere insegnanti, diciamo, supplenti, si vede veramente come realtà avulsa, perché non abbiamo graduatorie, non sappiamo, cioè, immagino che sia l'ufficio scolastico regionale. Mentre per i sanitari come lo state organizzando per tamponare? Intanto con molta speranza, nella speranza che poi si chiuda bene sta vicenda, io sono fiducioso. Passerà anche questo momento, che dura da 18 mesi. E sapete, io dico sempre che dopo la pioggia viene sereno, e uno mi ha scritto che qua piove sempre. Però a parte le battute, so che i diversi direttori generali, che sono i loro datori di lavoro, stanno tentando di trovare incastri migliori, nel senso che di compensare. Ovvio che alcune sono anche professionalità, come si dice, non irrilevanti, per le quali veramente c'è l'unica preghiera che faccio è che valutino di vaccinarsi, perché la legge non l'abbiamo fatta noi, prevede questo. Cioè. Sono sempre 85 i sanitari sospesi o sono aumentati? Penso che ce ne sia, sì, forse anche qualcuno in più, cioè sono le singole ULSS, magari vi faremo fare un focus, grazie, sì. Se ti ricordi, un focus sui sospesi. Grazie. È possibile parlare di altri temi velocemente? Sì, se andate veloci poi presentiamo le squadre. Bene, allora, Presidente, lei oggi in un'intervista al Corriere della Sera esprime perplessità sul reddito di cittadinanza. Sì. Mi pare che il Presidente del Consiglio Draghi, in una battuta abbia detto che lo considera importante e rifugge la tenuta sociale del Paese. Nella pagina a fianco, non perché la mia città sul Corriere, però il governo sta pensando di modificare tutto il regime della cassa integrazione e di renderla strutturale anche per quelle categorie e per quelle aziende che mi sono sprovvisti in questo momento. Quindi si va verso un ridisegno del welfare da questo punto di vista. La sua proposta in proposito quale sarebbe? Qualche suggerimento da dare a Salvini, al Ministro? No, guarda, io faccia capire un attimo. Intanto io non ho suggerimenti da dare a nessuno, perché non è il mio mestiere. Ho risposto a una domanda in mezzo a tante domande, peraltro ho risposto in maniera, perdonami, molto più compiuta di dire che non sono d'accordo. Ho detto, ma la sintesi che faccio io è questa: io ho detto semplicemente che il reddito di cittadinanza non è una novità, altri paesi lo sanno utilizzare meglio di noi. Devo anche aggiungerti che ho anche detto delle cose che non sono scritte, ho detto guarda che ci sono delle persone che comunque hanno necessità del reddito di cittadinanza, chi è ai margini della società, persone che hanno difficoltà anche fisiche, cioè ci sono delle condizioni per le quali non è sufficiente dire trovati un lavoro, e questi vanno salvaguardati senza se e senza ma. Poi c'è un contingente di persone secondo il principio, cioè secondo il quale il reddito di cittadinanza dovrebbe servire a loro in attesa che si trovino un lavoro. Quindi sono persone in età lavorativa in grado di lavorare e di mantenersi, ma non hanno un lavoro.
E lì sostengo che è più semplice, se dobbiamo trovare un lavoro, finanziare il datore di lavoro perché li assuma con reddito di cittadinanza, piuttosto che pagare qualcuno e stare davanti alla televisione e aspettare che qualcuno richiami. Tutto qua. Del resto le cronache che voi riportate tutti i giorni rispetto al reddito di cittadinanza rivelano anche questa punta dell'iceberg di chi se ne approfitta di un finanziamento, diciamo, come si può dire, etico, sostenibile, difendibile per certi versi, ma lo fa diventare una questione di malaffare, di malagestio che non va bene. Quindi questa è la mia posizione. La riforma del welfare, all'interno della quale si discute non solo del reddito di cittadinanza, ma si discute di tutto quello che è lo scibile umano rispetto al welfare, vi ricordo che è strettamente legata al piano, al recovery fund, al PNRR. C'è un pacchetto di riforme che questo Paese deve approvare per accedere ai fondi, o meglio un impegno preso formale. Sì, non era costi zero il recovery, quando dicevamo guardate che ci sono anche le riforme da fare, non sono solo i soldi, adesso stanno arrivando le riforme. Costano 10 miliardi. Prego? Costano tra gli occhi 10 miliardi. Sì, guardate, sul lavoro io ho detto una cosa, ci vuole chi la scrive, io non sono uno esperto di lavoro, mi guardo bene di ipotizzare robe che poi io rischio anche di essere smentito, però dico, chi la scrive deve pensare prima a quelli che sono spaccati la schiena a lavorare e che hanno dei diritti, che hanno maturato, no? nel corso della loro carriera lavorativa, qualunque sia la carriera lavorativa. Dopodiché ci vuole il tema del buon senso e pensare a un paese moderno. Ok? Grazie. Allora, posso chiedere una cosa? cosa è successo? No, niente, mi collego. Incontinente questo. No, grazie intanto per la parola. Sì. No, una cosa semplice, mi collego al discorso che ho fatto prima per il discorso dei ragazzi di scuola, eccetera, sì. Che c'hanno in su. Noi come società sportiva del Padova abbiamo solo ragazze e abbiamo più o meno circa 200 ragazze. E abbiamo un problema serio per quanto riguarda il discorso dai 12 anni ai 18 anni. Fatto centro che le prime squadre sono vaccinate e via di seguito. Abbiamo questo problema perché i genitori hanno, c'è chi dice sì, chi dice no, quindi libera scelta e quant'altro. La federazione ci impone o Green Pass o vaccino, o tampone, scusa, 48 ore. Quindi vuol dire che una ragazzina che deve fare 2 allenamenti a settimana fa 2 tamponi. Assurdo. E il problema è, mi aggancio a quello che aveva sentito, che qualche società aveva chiesto un discorso di poter scegliere. Come si può, avete un'idea, può darci un'idea di come poter risolvere questa cosa in qualche maniera? No, intanto noi siamo rispettosi della libertà di scelta, quindi non entriamo minimamente in questa. Tanto è vero, voglio farvi notare che questa è una regione che non ha fatto un manifesto per le vaccinazioni, nessuno mai se ne è accorto, ma noi non abbiamo fatto uno spot, niente, proprio non c'è stato, proprio per evitare proprio che si pensasse che la regione dà servizio e basta. Queste squadre, questo è il Calcio Mogliano, che un sacco di ragazzi, una centinaia, ci hanno chiesto di andare, hanno sostanzialmente scritto a tutti i genitori, quindi hanno fatto un'anagrafe di tutti i vaccinandi, quelli che vorrebbero vaccinarsi, e faremo una sessione di vaccinazione, una mattinata e fare le vaccinazioni. Più in là non si può andare. No, per carità, ma magari questa è una cosa, c'è un'idea su quale poter puntare, vedere un attimino se c'è qualche. Sotto i 12 anni garantiamo il tampone gratuito. Sotto. Beh, sotto cioè i pulcini. Sì, vabbè, ma. Però dai 12, capisco che l'età importante dai 12 ai 18 è quel limbo nel quale c'è la libertà di scelta e ci sono i genitori. Io vi inviterei qua, li ringrazio perché abbiamo dicevamo prima, abbiamo vinto gli europei, abbiamo fatto a man bassa le Olimpiadi, mai successa una roba del genere come Veneti, cioè anche a Massa. E sta andando bene le cose, abbiamo 3 squadre, venite qui, 3 squadre, adesso vi invito tutti, 3 squadre venete, calcio 5 femminile che vanno in Serie A. Inizia il campionato ad ottobre, sono porto da Padova, visto che sono qua, Massimo Mingardi, Calcio Padova e Walter Pepato, prego, così vi vedono, Alfredo Verza
e Alberto Viaro del Polisportiva Granzette, prego, accomodatevi, e poi Alessandro Betteghella, Giovanni Bordignon e Lucio Solazzi dell'Audace 5 Verona. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Due parole dall'assessore Corazzari, una parola al gruppo Testa, veloci. Sì, grazie. Sicuramente è una bella occasione questa, perché è una manifestazione di eccellenze sportive venete. Il Veneto è regione di sport, di sportivi, ricordiamo quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline, migliaia di società sportive, di ASD, e veramente un polmone pulsante di quella che è una comunità veneta votata allo sport. E quindi i risultati che arrivano e rispetto ai quali noi tutti ci emozioniamo nelle grandi competizioni sportive, prima fra tutte le Olimpiadi, non sono altro che il frutto di un lavoro che è fatto da un movimento di base profondamente radicato nella nostra regione. Quindi nel dire che lo sport regala emozioni, ma lo sport regala anche un valore aggiunto alla nostra comunità quotidianamente, perché laddove c'è sport c'è vita di relazione, c'è volontariato, c'è crescita di una comunità. Questo è un aspetto sociale che non va mai dimenticato. Quello che vediamo nelle medaglie è una punta dell'iceberg, che non sono altro che un prodotto di un grande movimento rispetto al quale noi come istituzioni dobbiamo avere un sentimento di gratitudine e di forte vicinanza. Quindi mi fa piacere che si parli poi di calcio 5 femminile, perché lo sport femminile sta conoscendo dei risultati incredibili, direi che tengono più che bene testa agli sport maschili, anzi in molti settori raggiungono risultati migliori. Basti guardare, io sono polesano, quindi nella nostra provincia il calcio maschile insomma ha ancora molta strada da fare, mentre questa è una realtà bellissima del calcio 5 femminile. Quindi complimenti veramente a tutti, e naturalmente l'impegno che sia un percorso che faccia crescere la nostra comunità veneta insieme. Grazie. Un saluto a testa, calcio Padova. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Io sono Massimo Mingardi, presidente del calcio Padova femminile. Noi in questa realtà siamo presenti nel calcio 5, ma siamo presenti anche molto, e la nostra parte più importante è il calcio 11, dove abbiamo 9 squadre dai primi calci alla prima squadra. Noi facciamo solo esclusivamente il calcio femminile, abbiamo sicuramente un accordo col calcio Padova maschile per quanto riguarda il settore giovanile, per il resto è tutto farina del nostro sacco, come si suol dire. Basta, ringrazio di questo invito che ci ha fatto la Regione, nella figura del Governatore Zaia, per rappresentare questa società, e in bocca al lupo a tutto per il prossimo anno, stagione sportiva. Prego. Buongiorno a tutti, Alessandro Betteghella, Presidente Audace Calcio 5 Verona. Grazie Presidente per l'invito, grazie ovviamente anche all'assessore Corazzari e alla Regione per questo spazio. Per noi è motivo veramente di profondo orgoglio parlare delle nostre società, delle nostre realtà. Per quanto ci riguarda siamo partiti da niente, siamo partiti da molto in basso, adesso trovarci in una istituzione così importante sicuramente ci dà enorme soddisfazione. Siamo 3 realtà che rappresenteremo il Veneto in tutta l'Italia, perché questo è un campionato nazionale, il più alto dei campionati nazionali, e quindi cercheremo ovviamente di onorare al meglio questa opportunità e questa responsabilità che abbiamo, e soprattutto grazie per lo spazio, perché ci permette comunque di far conoscere le realtà, le nostre realtà a tutti i cittadini veneti. Grazie di nuovo. Granzette. Buongiorno, sono Alfredo Verza, il presidente della Polisportiva Marsala di Granzette. Granzette è una frazione di Rovigo, quindi 2000 abitanti. Siamo cresciuti in un modo esponenziale e improvviso. Ci siamo trovati in Serie A l'anno scorso, noi abbiamo fatto già la Serie A l'anno scorso, il campionato appena finito, ci siamo salvati, questo è fondamentale. Abbiamo una squadra multietnica, voglio dire, arrivano ragazzi dalla Spagna, dal Brasile, quindi è già molto complicato gestire la squadra fuori, poi gestirla in campo è ancora più complicato. È stato un campionato straordinario, rappresentare una frazione, una città e una regione, se posso dire, per calcio a 5 è stato un onore. Vi ringrazio di cuore per l'ospitalità. Grazie a voi. Grazie mille, grazie. Avete domande, ragazzi? Vincente. No, io volevo farle una domanda, ma chi siete voi altri che vince adesso? No,
salvarsi. Esatto. Noi dobbiamo lavorare per salvarsi. Questa è filosofia veneta, intanto bisogna salvarsi. Sì. No, però noi abbiamo un omaggio perché ogni volta che ogni volta che vincete le vostre ragazze devono sventolare una roba. Bene. Eccolo qua, abbiamo una Una maglia con il leone? Grazie. A ogni gol o ad ogni vittoria? Ogni gol. Grazie. Questa è contraria? No, Leone per scritto, No, giusto? Sì. Siamo giusti così? Sì. Io faccio ancora grande. Vieni, te lo dico tutti dopo. Come chiedo? Sì, esattamente. Grazie. Anche a noi un piccolo omaggio. Con le maglie. Siamo insieme, se volete. Facciamo una lei, dove vedremo. Federico? Oh, ecco, vai Federico, quello è stato lui. No, non possiamo mai. Grazie. Calcio palla, visto? Io non nessuno si è capitato. Gli avversari più forti chi sono? No, abbiamo una bella squadra, però ci sono squadre molto forti. Quest'anno abbiamo cambiato l'allenatore, perché solo Salvacci e poco. Abbiamo questo Corazzari è una figura importante. C'è. No, ci sono squadre. No, ma ci sono squadre forti. Poi quest'anno ritengo che qualche partita andrà anche su Sky, mi pare di capire. C'è una lenta crescita verso il calcio a 5 femminile che è importantissimo, però è ancora un po' troppo territoriale. Presidente, nella strategia dell'organizzazione dei tamponi. Nella strategia dell'organizzazione dei tamponi avete pensato esplicitamente anche al turista tedesco, ovvero offrire dei servizi anche a chi viene qua per turismo, per economia di fatto? Assolutamente sì. Assolutamente sì, ad agosto saranno circa 400.000 i turisti che rientreranno in Germania dal Veneto e faremo in modo di dare anche loro la possibilità di fare i tamponi, ovviamente saranno a pagamento. Li avete chiusi invece quelli per i turisti per caso, se così li possiamo chiamare, ovvero per le lunghe code che si sono formate nei giorni scorsi nei vari centri? Sì, con non poche difficoltà nel reperimento del personale, dell'attesa e anche di garantire il servizio invece a chi ne aveva diritto velocemente, tipo i contagiati, i sintomatici e i contatti dei sintomatici, ma anche i parenti degli ospiti delle case di riposo o degli ospedali che hanno diritto ad avere un tampone gratuito veloce. Quanti tamponi sono stati fatti nei giorni scorsi? Molti, nel senso che abbiamo avuto giornate anche con 52.000 tamponi. È stata una scelta che ha fatto il Veneto per monitorare il grado di circolazione del virus. Siamo stati gli unici in Italia per fare questo in 2 mesi, però adesso ci dobbiamo adeguare a quello che è ovviamente la direttiva nazionale. Ultima domanda, oggi qui ho presentato 3 squadre di calcio a 5 femminili, sono un po' anche un simbolo della ripartenza, è un po' un simbolo di questo Veneto sportivo che vince. Sì, siamo orgogliosi, da Federica Pellegrini con la quinta
finale alle Olimpiadi, alle tante medaglie che abbiamo avuto, ormai è un successo storico, a questa bella realtà che abbiamo 5 squadre di calcio femminile, 5 che andranno in Serie A nel prossimo campionato, tutte e 3 venete. Presidente, lei ha detto che siamo al giro di boa per la variante Delta. Io immagino di sì, da quello che si legge nella letteratura scientifica sì, nel senso che sono ormai quasi 3 mesi di variante Delta in Veneto, ormai è ubiquitaria, è endemica, i nostri contagiati hanno praticamente tutti variante Delta, e si immagina, lo dice il mondo scientifico, che ad agosto ci sarà il giro di boa, quindi dovrebbe iniziare la discesa. E ha lanciato anche un appello al governo per l'anagrafe vaccinale. Ci sono diversi veneti che hanno completato il loro ciclo vaccinale ma non riescono a scaricare il Green Pass. Sì, oppure che hanno avuto almeno una dose, che hanno diritto ad avere il Green Pass, essendo loro oggetto della somministrazione di una dose. Non funziona l'anagrafe vaccinale perché noi abbiamo tante segnalazioni, debbono assolutamente, come da un lato si chiede il Green Pass, dall'altro devi mettere tutti nelle condizioni di avere il Green Pass. Non ha senso fare una legge se poi non funziona. L'anno prossimo la scuola è in presenza, lei ha detto anche ci saranno delle scuole sentinella con dei test salivari. Sì, noi vogliamo incentivare e incrementare il tema dei test sulle scuole sentinella, ovvero monitorare il grado di circolazione del virus nelle scuole. Lo faremo con tutta probabilità con delle scuole obiettivo in Veneto, e lo faremo con i test salivari, quindi con un'invasività che è ridotta a 0 rispetto alla raccolta del campione. La pandemia in Veneto è costata almeno 1 miliardo. A mio avviso sì, avevo un conto qualche mese fa di 700 milioni, ma si sta continuando a spendere. Questo è un capitolo che è bene che da un punto di vista sanitario, di tragedie umane e finanziario si chiuda velocemente. Perché sono anticipati in buona parte questo miliardo? Ma sì, ne abbiamo anche avuti di riconosciuti come interventi straordinari, però è pur vero che queste sono tutte spese che poi non ci torneranno più nel bilancio, cioè quando tu spendi 700-800 miliardi di euro per il Covid sai che li hai spesi. Parlava di incentivare i vaccini, nel senso, l'esempio della formazione di calcio che vuole appunto avere un gruppo di persone vaccinate. Com'è che intendete fare tutto questo? È semplice, il contatto lo si deve creare con la ULS, quindi con la direzione generale della ULS dove si è. Se sei un'associazione e pensi di avere un gruppo di persone che fanno massa critica, si possono valutare anche delle somministrazioni in loco. Ad esempio, l'esempio tipico è quello della squadra di calcio che porta tutto il vivaio dei ragazzi, ci porta magari i familiari eccetera, quindi comincia a fare 200, 300, 400 vaccinazioni in una sessione, direi che è positivo. Grazie. Buon lavoro, grazie. parlando di altre cose, oggi tutta la Giunta avete preso i provvedimenti? No, la Giunta era ieri. Per quanto riguarda il totale... Eccoci, dunque avete sentito allora le parole del Presidente Luca Zaia. Vi ricordo che stiamo trasmettendo in diretta da Palazzo Balbi a Venezia, sede della Giunta regionale. La variante Delta è al giro di boa, tra poco presumibilmente dovrebbe iniziare la discesa, ciò non significa però che si debba abbassare la guardia. Avete sentito anche durante la conferenza stampa, è stato sottolineato come ci sia una seppur lievissima crescita dei contagi. Generalmente è stato chiesto al Presidente Zaia di fare un identikit dei ricoverati, si tratta di 50enni non vaccinati. È presto per abbassare la guardia, però la campagna vaccinale oramai sta viaggiando oltre il 50%, siamo circa il 56% ha completato il proprio ciclo vaccinale, per cui insomma non mancano anche i motivi per guardare con ottimismo a una ripresa post pandemica. Io direi che da Palazzo Balbi è tutto, vi restituisco la linea. Filippo Fois per la chiosa e l'apertura di questa diretta. Abbiamo sentito tante informazioni da Luca Zaia, il resto lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Fra poco saremo anche collegati con Padova, Vicenza, per sentire che cosa succede da quelle parti per quanto riguarda i tamponi, i Green Pass, i vaccini, tutte le varie situazioni di cui abbiamo parlato. Avevamo cominciato a discutere prima della diretta di Luca Zaia e quelle che sono le gratuità, invece gli obblighi di pagamento per chi si fa il tampone da qui in avanti. Ricordiamo già da oggi abbiamo anche un servizio che spiega le tabelle, quelle che sono le tabelle per chi paga e chi non paga.
Ribalta il principio generale della gratuità del tampone nel presupposto che un conto è il tracciamento necessario per monitorare il virus, un altro è la corsa per ottenere il Green Pass, magari per questioni di svago o di vacanza. Da qui gli elenchi puntuali predisposti dalla Regione del Veneto e allegati alla delibera del nuovo piano di sanità pubblica. I tamponi saranno sempre gratuiti per i soggetti esclusi dalla campagna di vaccinazione, come i minori di 12 anni o esenti sulla base di certificazione medica. Lo stesso per i soggetti che presentano sintomi sospetti in base alle indicazioni del medico, per chi accede al pronto soccorso e per i ricoveri programmati. Tampone gratis anche per i soggetti positivi, quelli posti in quarantena e i contatti individuati dal SISP come a basso rischio. Non dovranno pagare gli operatori delle strutture sanitarie e delle RSA, così come gli ospiti e i loro visitatori, che però dovranno presentare evidenza documentale della prenotazione. Esentati dal pagamento gli operatori della disabilità, familiari di disabili e caregiver, così come i minori e gli operatori dei servizi ricreativi ed educativi nel caso in cui sia individuato un positivo. A seconda delle indicazioni, tamponi gratis in specifici contesti di interesse epidemiologico come mense popolari o centri di accoglienza. Chi resta fuori da queste categorie dovrà mettere mano al portafogli. Vale per chi deve muoversi per motivi di turismo, compresi gli stranieri che ritornano in patria a seconda delle norme del paese di provenienza. Il caso più eclatante è quello della Germania: 400.000 i tedeschi che da qui a fine agosto popoleranno le nostre spiagge. Tampone a pagamento più in generale per i soggetti che lo fanno per motivi personali, formula che abbraccia un range ampio di finalità, compreso l'ottenimento del Green Pass per accedere ad attività e servizi. A pagamento anche i test effettuati per motivi di lavoro e per la partecipazione alle cosiddette attività ricreative e di socializzazione, dagli eventi alle manifestazioni sportive. Ogni ULSS sta predisponendo almeno un Covid Point dotato di POS. Su questi Covid Point, con la possibilità di pagare con il bancomat o con altri sistemi di pagamento moderni, nel senso senza l'uso del contante, possiamo dire, perché ormai la modernità passa anche per altri sistemi. Abbiamo le nostre troupe che stanno lavorando, giornalisti e operatori che stanno raccogliendo informazioni, le conferenze stampa di quasi tutte le ULSS del Veneto, quindi lo vediamo poi nel seguito della nostra informazione questa sera nei nostri telegiornali. La faccenda, l'arrivo del Green Pass ha creato qualche malumore anche in prospettiva, perché si parla di utilizzo del Green Pass, obbligatorietà del Green Pass nelle aziende, le associazioni di categoria e i sindacati sono già sul piede di guerra. Ci sono delle aziende che stanno mandando delle lettere dove dicono ai propri collaboratori: dopo le ferie non tornate a lavorare se non avete il Green Pass. O meglio, in qualche caso, se non vi siete vaccinati. C'è scritto così, ovviamente mi vengono riferite come assessore al lavoro, ce n'è più di una, ma insomma non farò nomi perché la situazione è abbastanza complessa e delicata, ma sappiate che è così. Le parole dell'assessore regionale al lavoro nella nostra diretta di ieri e lo scenario di uno scontro sociale all'orizzonte. Se l'obbligo vaccinale esiste per sanitari e da pochi giorni anche per docenti e personale scolastico, manca una decisione su dipendenti di aziende e fabbriche. Per questo, richieste come quelle raccontate a Donazzan non sono possibili. I sindacati confermano che segnalazioni di questo tipo sono già a loro conoscenza e il commento è chiaro. Al momento questa richiesta è impossibile, è inaccettabile. Il governo ha il compito e anche la responsabilità di decidere se deve essere obbligatorio il vaccino o meno. Anche dalla regione arriva una richiesta di chiarezza. Credo che dovrò parlarne con le associazioni di categoria, perché se è un indirizzo che danno le associazioni di categoria, allora è il caso che lo dicano. Se è una libera, scelta della singola impresa, è un altro aspetto. Io sono abbastanza preoccupata da questo tipo di conflitto sociale che si sta generando. Resta il nodo la necessità di un maggior numero possibile di vaccinati per ripartire in sicurezza, da coniugare con la tutela dei posti di lavoro. Per la CGIL l'unica vera arma resta la sensibilizzazione, in attesa di decisioni che solo la politica può prendere. Al di là che sia utile, anzi importantissimo fare il vaccino per mettersi in sicurezza e per mettere in sicurezza le persone più deboli e più fragili, ci sono compiti specifici del governo e del Parlamento, che è quello di fare le leggi, e i rimanenti cittadini le devono applicare, siano datori di lavoro o lavoratori.
Questa novità del Green Pass va vista da più punti di osservazione. Fra questi c'è anche quello di chi dice c'è un buco, c'è un vuoto nella normativa che impedirebbe in certe situazioni alle forze dell'ordine di effettuare i controlli. Bisogna fare chiarezza e solo con la chiarezza poi potremo fare dei controlli ben precisi. Esiste in questo momento un vuoto normativo sul fronte dei controlli in materia di Green Pass, di fatto demandati ai soli ristoratori, titolari di palestre e piscine, gestori di cinema e teatri, perché le forze dell'ordine non hanno ad oggi strumenti effettivi per verificare se qualcuno fa il furbo. La conferma arriva dalle parole del comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. La norma ha ancora dei lati grigi, non dico oscuri, ma applicativi molto, molto difficili. Ad esempio non è obbligatorio, da quello che è previsto dal DPCM del 17 giugno, che l'esercente faccia l'identificazione del cliente, ma chieda solo il Green Pass. Quindi bisogna capire effettivamente come effettuare i controlli. Quindi anche da parte nostra abbiamo chiesto alla Prefettura tramite il Ministero degli Interni che ci siano delle direttive ben precise. Un tema sul quale è intervenuta oggi Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno, che non ha escluso controlli a campione nei locali insieme alla Polizia Amministrativa, ma ha anche sottolineato come saranno i titolari a dover provvedere, anche se non potranno chiedere la carta d'identità ai clienti. Non si può pensare, ha spiegato Lamorgese, che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario, che è garantire la sicurezza. E a questo proposito ha annunciato che è in via di preparazione un'apposita circolare che dovrebbe fornire un quadro più chiaro per tutti, per fare in modo che il sistema del Green Pass non naufraghi sull'impossibilità di verificarne la corretta applicazione. Andiamo ora a Venezia, perché il Green Pass, di cui stiamo parlando in modo molto diffuso in questi giorni, viene visto come un traino positivo per il turismo sicuro. Da Confesercenti. Il fatto di aver attuato il Green Pass in questo nostro paese ha portato una maggiore presenza di 2,2 milioni di stranieri in più, soprattutto tedeschi, austriaci e francesi. Infatti le località turistiche sono tutte sostanzialmente full. Turisti che vivono il certificato verde come una sicurezza in più che fa da trampolino di lancio verso le nostre località, spiega Franceschi, che conferma questo trend nel weekend di rodaggio del Green Pass nei locali. Nel veneziano il binomio Green Pass turisti ha permesso di registrare il pienone. Noi abbiamo visto in questi giorni anche le nostre località turistiche, tutti i ristoranti erano pieni, ristoranti e bar erano pieni, quindi il Green Pass non ha avuto una funzione disincentivante nei confronti dei turisti e dei clienti. Restano però, secondo la Confesercenti, da chiarire gli aspetti legati alla responsabilità sul controllo sulle spalle dei gestori. Noi pensiamo che debbano essere chiariti alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità dei gestori. Questo è il punto più critico. Infine l'altro aspetto, quello della civiltà degli avventori. In più di un caso alcuni gestori sono stati attaccati sui social con recensioni negative solo perché nel rispetto della norma hanno controllato il possesso del certificato verde. A questi gestori va tutta la nostra solidarietà, perché sono incomprensibili e non giustificabili questi attacchi, poi soprattutto verso chi rispetta la legge. Prima di proseguire con il tema del Green Pass che ci accompagnerà in questa nostra edizione del Focus TG, che ricordiamo fino alle 13, dura fino alle 13:30. C'è una notizia di cronaca che arriva da Altivole, in provincia di Treviso. Una coppia di ottantenni è stata rapinata la scorsa notte all'interno della propria abitazione da 3 sconosciuti travisati, a volto coperto, armati di coltello, entrati in casa da una finestra lasciata aperta. L'episodio è venuto appunto ad Altivole. I malviventi si sono allontanati dopo aver sottratto circa 4.000 euro in contanti riposti in un cassetto. Non ci sono state conseguenze fisiche per gli anziani. Sull'episodio indagano i carabinieri. Fa tornare l'incubo delle rapine in villa. Non sappiamo di che cosa si tratti esattamente, non sappiamo dov'è successo. Le nostre redazioni se ne stanno occupando, ne parliamo di sicuro nel seguito della nostra informazione, però in questa estate insomma mancava solo il ritorno delle rapine in villa. Torniamo a parlare
del Green Pass, perché a Padova abbiamo chiesto ai passanti, visitatori, ai turisti padovani in giro per il centro storico che cosa pensino di questa novità. Sentite cosa ci hanno risposto. Favorevole o contraria al Green Pass? No, mi va benissimo, lo metterei anche più rigoroso personalmente. Lei ce l'ha? Certo che ce l'ho, c'ho quello cartaceo ma anche sul cellulare, quindi non lo vedo tutta sta roba grandissima, ma sa, noi italiani siamo fatti così, dobbiamo tutto amplificare. Ieri sera siamo andati a una festa, ce l'hanno chiesto, abbiamo un attimo fatto vedere, chiuso. Cioè noi siamo favorevoli per il semplice fattore che si sa cosa abbiamo passato. Dunque sono assolutamente d'accordo sul fatto che chi prende, se vogliamo dire, il rischio comunque fa la sua parte in termini di dovere civico, di senso civico, non sia relegato come eravamo durante una situazione di lockdown. Favorevoli, io ce l'ho. Lo mostra senza problemi? Sì. Assolutamente favorevole. Quindi tu te lo sei fatto? Sì, assolutamente. Dovrò fare anche il QI pass per poter parlare. Sono favorevole a questo, non ci mancherebbe. No, non sono contraria ai vaccini io. Sono contraria. Perché secondo me viviamo in un paese democratico e invece sta diventando qualcosa di diverso. Personalmente sono contraria. Perché? Perché vedo che è una cosa antidemocratica e discriminante. In verità abbiamo già utilizzato il Green Pass perché ci è stato richiesto in tutti i musei da giorno 6 in buona sostanza. Ritengo che sia una cosa giusta, un gesto di grande civiltà e consiglio a tutti i miei connazionali di vaccinarsi perché in questo momento è l'unica arma che abbiamo contro il virus. Avete sentito opinioni discordanti che noi raccogliamo perché è giusto capire anche che cosa pensa la popolazione, che cosa ne pensate voi telespettatori. Le opinioni, pur essendo discordanti, non possono però travalicare in qualcosa di diverso, in magari danneggiamenti, come è successo, anche se non si tratta di danneggiamenti gravi, a Bassano del Grappa, dove il titolare di un pub si è trovato con una scritta offensiva sulla porta proprio dove aveva apposto il cartello sul Green Pass. Andare al lavoro la domenica mattina e trovare sulla porta del proprio locale un insulto a caratteri cubitali scritto sul cartello delle disposizioni normative in tema di Green Pass. Un gesto di inciviltà camuffato da gesto di protesta che ha amareggiato il titolare di un noto pub bassanese. È chiaro che trovare insulti per chi sta facendo rispettare regole che ci sono state imposte e che deve fare oltretutto anche da controllore, quindi dobbiamo fare i controllori e rispettare le regole che ci sono state imposte, regole che noi accettiamo perché l'alternativa è solo quella di chiudere. Un'offesa che per il momento resta solo un caso isolato. Per correttezza è giusto dire che noi, parlo dei nostri clienti, ma penso sia in generale, è tutta gente per bene, tutta gente che ha accettato le nuove normative, sono state imposte, gente che ci dà una mano e ci rispetta. Quindi dispiace sicuramente arrivare qui di domenica mattina e trovare l'insulto su un cartello apposto che indica la legge a rispettare. Il locale è videosorvegliato e nelle immagini si distingue bene la persona che ha imbrattato il cartello con la scritta offensiva. Ho visto chi è stato, ma non mi interessa, questo aspetto non mi interessa, non mi interessa niente, a me interessa solo lavorare e che i clienti capiscano la nostra situazione, ci rispettino e ci aiutino. Il rispetto è indispensabile in tutto questo, anche perché con situazioni tese che possono crearsi, se non c'è il rispetto di base, se non c'è l'attenzione verso il prossimo, la cosa rischia davvero di diventare complicata, come è accaduto a Vicenza, dove la titolare di un bar è stata presa di mira. Il turista è forse quello più civile e educato, che rispetta le regole del loro paese e del nostro paese. Arrivano sulla porta e ti presentano il Green Pass, se hanno il Green Pass, oppure una tessera sanitaria con scritte le vaccinazioni e il documento in mano. Qua in Italia sento tante discriminazioni, arrabbiature, insulti.
Il Green Pass divide, accende gli animi e fa oltrepassare la linea di confine del vivere civile, arrivando alle minacce e agli insulti di chi non si vuole adeguare, i cosiddetti no Green Pass. È quello che è accaduto domenica proprio a Sonia Scussolin, gestore di un bar in centro storico. Un gruppetto, prima di 5 e poi 10 ed infine arrivato ad una quindicina di persone, a più riprese si è presentato davanti al suo locale, insultandola per la sua posizione a netto favore del Green Pass, tanto da chiederlo anche per andare in bagno, anche se non sarebbe necessario. Io ho i miei clienti che vengono qua da tanti anni che mi hanno detto: però se vanno in bagno chi è che mi dice che là io non mi infetto? Visto che sei una persona che ha sempre rispettato i protocolli e noi qua ci troviamo bene, per favore cerca di controllarci anche questo. E io per i miei clienti lo faccio. No Green Pass, agguerriti e aggressivi, verbalmente pronti alla provocazione, minaccia anche i clienti vaccinati, accusandoli di far perdere il lavoro a chi non lo è. Un clima incandescente che ha visto successivamente l'intervento anche delle forze dell'ordine. Il timore è adesso per il prossimo fine settimana, quando la via sarà animata da una festa. Scontri e diverbi non mancano anche tra i clienti. Si sono un po' scornati per via del discorso dei vaccini, dei pro-vax, dei contro-vax. Aggressività che è nell'aria anche solo per il rispetto di un'ordinanza comunale. Qualche sera fa un cliente voleva a tutti i costi essere servito al banco, gli ho detto guarda no, gli ho detto c'è un'ordinanza comunale che ci impone di stare tutti seduti. Questo a un certo punto mi ha anche detto voglio vedere l'ordinanza, voglio così, voglio colà. Anche questa è una situazione che va tenuta d'occhio, monitorata, raccontata naturalmente nei nostri telegiornali. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, sentiamo tutte le nostre redazioni. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre durante la settimana dura fino alle 13:30 la nostra informazione, quindi abbiamo mezz'ora per i collegamenti, i contributi, tutte le novità rispetto a quello che abbiamo detto finora. Allora, con la regia di Fabio Verina adesso possiamo andare a vedere un contributo che ci arriva da Alex Giuliano e Renzo Rigon, che ci fanno capire come funzionano in questo momento le strutture sportive, palestre, piscine e simili, con l'arrivo del Green Pass. Siamo all'Acquapolis di Bassano, una struttura che comprende al suo interno sia palestra che piscina, e siamo qui insieme al gestore Pierpaolo Longo per mostrarvi che cosa deve fare effettivamente un cliente, una persona che vuole usufruire di questi servizi, palestra o piscina, in questa epoca di Green Pass. Buongiorno Pierpaolo, allora io direi di entrare subito nella tua palestra, nella tua struttura, e seguiamo passo passo tutte quelle che sono le procedure a cui un cliente abituale deve sottoporsi. Esattamente, partiamo pure, benvenuti. E allora, entriamo. Allora, questa è la prima fase, abbiamo l'igienizzazione, esatto, dove igienizziamo le mani, accediamo poi realmente all'impianto. Questo primo step abbiamo il controllo del Green Pass. Quindi questo è il primo punto di controllo. Appena si entra bisogna, chi ne è munito, insomma, mostrare il Green Pass. Noi ce l'abbiamo e controlliamo che sia tutto efficace e valido. Con l'applicazione del governo. Certificazione valida, quindi a questo punto noi possiamo spingerci oltre, esatto, e accedere avanti. Entriamo nella struttura vera e propria. Abbiamo il controllo della temperatura. Quindi Pierpaolo, restano in vigore quelle che sono le procedure di controllo e di sicurezza. Esattamente, non è cambiato nulla rispetto a quello che è stato fino al 5 di agosto. Col 6 di agosto abbiamo implementato la verifica del Green Pass. Accediamo pure. Allora, controlliamo la nostra temperatura. Temperatura normale. Ci sottoponiamo anche noi temperatura normale al controllo e possiamo accedere all'interno della palestra, dove c'è l'area spogliatoi, chiaramente.
I numeri sono sempre calmierati perché abbiamo il limite dei 7 metri quadri di accesso, per cui negli spogliatoi, nel nostro caso, abbiamo la possibilità di avere 4 uomini nello spogliatoio maschile e 4 donne nello spogliatoio femminile. L'utilizzo delle docce è consentito, nel nostro caso ci sono i separé per cui garantiscono l'accesso in piena sicurezza. C'è personale che controlla chiaramente all'ingresso la bontà della documentazione, quindi il famoso Green Pass, e c'è anche personale che controlla che effettivamente vengano rispettate quelle che sono le misure di sicurezza. Esatto, in tutti gli ambienti, quindi tanto all'interno degli spogliatoi con i famosi assistenti di spogliatoi, abbiamo anche il personale di pulizie che nel nostro caso ormai fa in tutte le orarie di apertura del centro la propria presenza per l'igienizzazione e via discorrendo, anche perché non possono essere appesi indumenti o capi sugli appendini. Infatti noi abbiamo dovuto togliere tutto, le scarpiere non sono utilizzabili, i phon non sono utilizzabili, almeno che non siano i propri personali a normativa CE, perché effettivamente il personale deve essere insomma un'attrezzatura corretta. E infatti vediamo che non ci sono più i ganci per poter appendere gli indumenti. Tutto questo ci porta a fare un passo ancora in avanti e entriamo nella palestra vera e propria dove si svolge l'attività fisica. Esatto, allora abbiamo la zona cambio, anche qui all'interno abbiamo postazioni segnalate proprio per evitare che anche nelle sedute ci sia avvicinamento. Noi abbiamo preferito mantenere i 2 metri di distanziamento generale, quindi non il 1,5 metri canonico prescritto dalle linee guida. Una volta eseguito il cambio ginnico abbiamo un secondo punto di igienizzazione delle mani e arriviamo poi al tornello della palestra con l'accesso vero e proprio. La nostra sala macchine, che contava prima una 60ina di attrezzi, è stata depauperata, attualmente sono circa 33, proprio per garantire il distanziamento nell'utilizzo delle attrezzature. E il personale che c'è a disposizione ha 2 punti di igienizzazione, per cui tanto il nostro personale quanto l'utente, che ormai si è educato ed è molto collaborativo, è attento all'igienizzazione di ogni strumento dopo l'utilizzo, insomma. Quindi la sanificazione, definiamola così, dello strumento dopo l'utilizzo, in che modo avviene? Spieghiamolo bene. Allora, ci sono prodotti specifici, nel nostro caso è un prodotto sanitario proprio a normativa come prescritto, sono 2 spruzzini che insieme della carta usa e getta, per cui non c'è il riutilizzo del materiale. Faccio un piccolo accenno, con le nuove linee guida noi abbiamo settuplicato il consumo di carta, per cui è questa un'ulteriore incombenza che andiamo a fare, però pur di chiudere preferiamo mantenerla assolutamente. Viene pulito l'igienizzazione in maniera accurata, ecco perché il nostro personale è sempre presente, perché c'è una funzione di controllo anche sotto questo aspetto. Ora sentite l'aria condizionata che non sfrutta ricircolo, ma quindi respira aria e la butta fuori. I filtri sono stati modernizzati con la tecnologia al plasma, per cui viene ulteriormente igienizzata e resa anche ipoallergenica, quindi insomma la struttura si presta ad ogni genere di controllo. All'interno abbiamo la postazione del personal trainer che quest'anno, diciamo proprio con la riapertura, ha evoluto la classica scheda di allenamento. Non è più cartacea, infatti vedete che stanno andando ad esaurimento, ma è diventata informatica, per cui viene creata da noi e poi portata sullo smartphone personale dell'utente. Insomma, alla luce di tutte queste direttive, di queste procedure che sono finalizzate al contenimento dell'epidemia, insomma al rispetto di quelle che sono poi norme igienico-sanitarie, il flusso di clienti e la vita della palestra quanto ne ha risentito? Allora, diciamo che ne ha sentito sicuramente di un calo iniziali del 50%. Senza ombra di dubbio la condizione del Green Pass ha portato via un altro 15-20%. È vero anche che con i piani di contenimento questa tipologia di palestra non può andare in overbooking come avveniva nel 2019, per cui numericamente siamo sottodosati ma funzionali al periodo, cioè le persone che frequentano sono in piena sicurezza, tanto per il distanziamento, tanto per la certificazione, tanto per l'igienizzazione.
Cosa dicono i clienti che devono sottoporsi? Abbiamo visto insieme a una serie di step di controllo, argomento insomma caldo di questi giorni è proprio il Green Pass, insomma l'umore che c'è fra i frequentatori della palestra qual è? Possiamo dividerlo l'umore, abbiamo una popolazione che è assolutamente entusiasta perché giustamente è in possesso del requisito e purtroppo abbiamo subito una grande delusione, utilizzerei anche il termine forte di minaccia di mai più rivederci, di coloro che non approvano questa nuova forma di accesso che però, torno a dire, non dipende da noi ma c'è stato tra virgolette imposta nel farlo e noi, torno a dire, piuttosto di rivedere questo impianto come grazie a voi abbiamo già dimostrato vuoto, siamo tra virgolette costretti e vincolati ad accettare questa nuova condizione d'accesso. Finita la sessione di allenamento, un cliente, uno sportivo, per uscire dalla palestra che cosa deve fare? Allora, l'entrata e l'uscita ovviamente sono due percorsi differenti, può accedere allo spogliatoio, fare quello che raccomandiamo, una breve doccia, chiediamo un tempo di stazionamento in spogliatoio tra i 10 e i 15 minuti. Gli sportivi sono molto abili in questo, soprattutto anche il mondo femminile che ha il grande problema della doccia, del capello eccetera, hanno imparato ad evolversi sotto questo aspetto. Lo sgombero dello spogliatoio è molto veloce, il nostro personale è molto attento anche nel fare il controllo e magari richiamare il timing come si suol dire e poi si avvia poi all'uscita. E allora ringraziamo Pierpaolo Longo per averci fatto da guida in questo che è il suo mondo, in quello che è il mondo delle palestre, delle piscine, delle attività dove si svolge sport al chiuso. Noi ridiamo la linea allo studio. Ringraziamo Alex Giuliano, Renzo Rigon e naturalmente Pierpaolo Longo che si è prestato per farci vedere come funziona una struttura così complessa come una piscina, una palestra in questo periodo davvero complesso già di suo. Crediamo di aver capito qualcosina in più di come avvicinarci a palestre, piscine in questo momento. Adesso però andiamo a Vicenza dove c'è la nostra Gabriella Basso che ci aspetta per informarci di tutte le ultime novità dall'area iberica. Crediamo di capire che sia appena finita la conferenza stampa dell'ULSS 8, quindi ci sono novità fresche. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Non si legge molto, ma dietro di me c'è un monitor in cui praticamente viene specificato che per il Green Pass la vaccinazione è la soluzione, non il tampone. Questo perché? Perché ieri alla notizia che i tamponi sarebbero stati a pagamento, praticamente c'è stato l'assalto al centro tamponi di Torre di Quartesolo, quello nuovo che è alle porte della città di Vicenza, con 1000 tamponi fatti in sola giornata, tanto che a un certo punto si è dovuto chiudere il centro per la parte dei tamponi proprio perché c'è stato un vero e proprio assalto. Quindi questo dà l'idea della situazione. Tra l'altro abbiamo sentito anche un po' le farmacie e anche lì c'è un grosso timore che la gente poi si sposti a vari vaccini, il tampone appunto in farmacia, temono un po' l'assalto oltre a tutta una serie di problematiche tecniche che sono emerse. Tornando invece all'ULSS 8 iberica, l'altra cosa importante da segnalare è il fatto che si è abbassata drasticamente l'età delle persone ricoverate. In questo momento sono 8 le persone ricoverate all'ospedale San Bortolo, di cui 6 sono in malattie infettive, una in pneumologia e una in terapia intensiva. Fate conto che l'età va dai 23 ai 52 anni, quello di 52 anni è in terapia intensiva, ma anche in malattie infettive le persone che sono ricoverate hanno comunque una situazione critica, comunque hanno bisogno di ossigeno. Questo dà l'idea un po' della situazione, sono tutte persone non vaccinate, a parte una persona che è stata ha solo una dose di vaccino, ma è una persona che ha delle patologie per cui dopo la prima dose è stato sconsigliato la seconda e purtroppo in questo momento anche lui è ricoverato, ma è l'unica eccezione, diciamo, in una situazione in cui vedi in questo momento negli ospedali del Vicentino e dello Slotto Iberica persone ricoverate non vaccinate. Gabriella, allora questo per quanto riguarda la sanità. Abbiamo visto pochi minuti fa un servizio da Vicenza in cui si parlava di forti tensioni fra i No Green Pass. No Green Pass è un po' generico, però diciamo fra qualcuno che non intende proprio aderire a questa campagna e qualche ristoratore. Ci sono state novità simili nelle ultime ore?
No, fortunatamente no, però diciamo che la situazione, la cosa che ho potuto osservare io passando anche un po' per il centro, una passeggiata, verificare un po' la situazione, lo stato dell'arte della città di Vicenza, oggi era giornata di mercato quindi c'era un po' più di movimento, in realtà in giro per Corso Palladio, nelle piazze c'è gente che sembra che stia cercando di fare proseliti sul no Green Pass o non la vaccinazione, più sul non Green Pass fondamentalmente. Per quanto riguarda invece i locali, in questo momento la situazione tranquilla diventa più problematico verso il fine settimana, tra l'altro proprio in città a Vicenza nel fine settimana ci saranno degli eventi per cui bisognerà vedere come si muoveranno. Vi ricordo tra l'altro che ogni sabato in ogni città c'è una manifestazione, almeno i No Green Pass l'hanno prevista, una manifestazione ogni sabato, quindi il rischio che la cosa monti, anche perché sono sempre molto più aggressivi nelle loro posizioni, vanno proprio all'attacco e cercano il confronto anche in maniera molto aggressiva. Gabriella, ultimi 20 secondi per annunciare se c'è già qualcosa di cronaca nel TG e se vediamo questa sera qualche notizia che arriva dai quartieri. Allora, per la cronaca vi devo rimandare per forza a questa sera perché in questo momento è in corso un incontro con i carabinieri, quindi vedremo cosa emergerà, non posso darvi anticipazioni. Per quanto riguarda i quartieri, in questo momento stiamo valutando se riprendere la questione della famosa fermata dell'autobus di SVT che è in una posizione assolutamente diciamo proprio sulla strada, quindi problematica per la gente, quindi vediamo se ci rispondono, perché il problema è questa settimana di Ferragosto è una settimana estremamente particolare perché sono tutti in ferie, le amministrazioni, le autorità, i direttori, insomma a parte il direttore dell'Uslotto Berica che è presente, tantissimi sono in ferie, quindi è anche difficile raggiungere poi le persone. Immaginiamo l'informazione invece non va mai in ferie, noi siamo sempre sul pezzo, cerchiamo sempre di essere sul pezzo anche per quanto riguarda le segnalazioni dei cittadini. Gabriella, grazie per questa informazione da Vicenza, tutto il resto per l'area Berica lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera, buon lavoro. Torniamo in studio, ringraziamo la nostra collega, adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito notizie di ogni genere dal Green Pass all'attualità, visto la conferenza stampa di Zaia. Adesso andiamo alla cronaca, una tragedia che si è verificata ieri a San Pietro in Gu, un bambino di 7 anni è stato trovato riverso in una piscina delle strutture comunali e hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, non è servito, il bambino è poi spirato, il PM potrebbe disporre l'autopsia, ormai è certo, la nostra redazione di Padova si è già informata su tutto quello che è accaduto poi. È stata aperta un'inchiesta in procura a Padova per far luce sulla tragedia che ha portato alla morte del piccolo Christian Menin, il bambino di 6 anni e mezzo morto lunedì pomeriggio all'interno delle piscine comunali di San Pietro in Gu. È scivolato in acqua, un malore? Tutti interrogativi a cui stanno cercando di rispondere i carabinieri intervenuti sul posto, anche in base al racconto dei testimoni e della bagnina che si è tuffata in acqua non appena si è accorta del piccolo che galleggiava prono nella vasca profonda 1,20 m. La salma del bambino è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore il pubblico ministero potrebbe autorizzare l'autopsia per chiarire le cause del decesso avvenuto in ospedale a Padova, dove Christian è stato trasportato in elicottero subito dopo il primo tentativo di rianimazione. I genitori sono sotto shock, erano andati in piscina per trascorrere una giornata di relax. Christian si era allontanato per giocare con un amico, non si sarebbe mai avventurato solo in acqua. La piscina dopo la prima chiusura ha riaperto al pubblico, ma l'area dove il piccolo è annegato è stata posta sotto sequestro. Christian Menin, calciatore della Villa Franchese, viveva con la famiglia a Limena. Il comune, in segno di lutto, ha fermato le giostre attive per il Limena Festival e pronte per la prossima sagra paesana. Naturalmente nella nostra informazione di questa sera avremo altre notizie, altre novità su questa tragedia che ha colpito la comunità di Limena, la famiglia, ma naturalmente anche la struttura in cui si è verificata. Andiamo avanti con la cronaca, perché dopo il corteo No Green Pass di qualche giorno fa sono in arrivo multe per il mancato uso della mascherina.
Una decina di persone verranno multate in queste ore per il mancato uso della mascherina durante la manifestazione regionale Novax e No Green Pass che si è svolta a Padova sabato pomeriggio. Il numero di sanzioni però potrebbe essere maggiore dopo gli accertamenti che in queste ore sta facendo la questura di Padova. Circa 4.000 i partecipanti al corteo che si sono radunati in piazza Duomo sabato sera e poi hanno sfilato lungo le strade cittadine blindate per il terzo sabato consecutivo per evitare momenti di tensione e consentire l'afflusso in città di chi invece non voleva partecipare alla manifestazione. Soliti slogan come giù le mani dai bambini. Molti minorenni fatti sfilare in prima fila tra icone religiose e simboli che evocavano il nazismo. In piazza si sono viste anche svastiche disegnate nei cartelli contro gli esponenti del governo. Prima di iniziare i manifestanti hanno fatto anche un minuto di silenzio contro la scelta del governo di introdurre il Green Pass. Dopo una lunga agonia, ieri hanno ucciso in maniera definitiva la democrazia. Un attimo di raccoglimento. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, sono stati sospesi dall'ULSS 2 i primi 8 medici che hanno deciso di non vaccinarsi. L'azienda ULSS ha sospeso circa una decina di dipendenti, diciamo di nostri dipendenti, di cui 8 sono medici, 2 USCA e 6 della continuità assistenziale, più 2 altri operatori. Prime sospensioni di sanitari non vaccinati nell'ULSS 2 Marca Trevigiana, dove al vaglio della commissione che doveva valutare le posizioni di chi non si è immunizzato per un motivo concreto, sono finiti in 186. A dover sospendere la propria attività 8 camici bianchi, 6 della Guardia Medica e 2 delle USCA, le unità che operano a domicilio. Per altri 80 sono partite delle segnalazioni. Psicologi, farmacisti, infermieri, fisioterapisti. E qui la nota è stata inviata ai rispettivi ordini perché non si tratta non di dipendenti. Saranno gli ordini a prendere provvedimenti nei loro confronti sempre che nel frattempo non cambino idea. Vediamo se decideranno di aderire, di prendere proprio la coda della possibilità di vaccinarsi oppure se continueranno a essere fermi nella loro posizione. Fin qui non vaccinati perché dei 186 iniziali, fa sapere l'ULSS, alla fine a decidere di vaccinarsi sono stati una novantina. Molti operatori hanno deciso di iscriversi e di prenotarsi per la vaccinazione. Metà è rimasta ferma, un'altra metà ha deciso di prenotarsi e di aderire alla vaccinazione. Dai vaccini ai tamponi, perché l'apertura straordinaria dei Covid Point di Altivolo e Conegliano fino alle 20, adottata per far fronte al notevole aumento di richieste legato all'entrata in vigore del Green Pass, sarà prorogata tutta questa settimana fino a sabato 14 agosto. 52 nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati nel Trevigiano, 14 attualmente i ricoverati, 1 in terapia intensiva, 6 in pneumologia, 7 alle malattie infettive. Da ieri sera infine un crash informatico ha creato forti rallentamenti al sistema di caricamento degli esiti dei tamponi al fine del Green Pass, ma il disservizio si è risolto già in mattinata. Chiudiamo con una notizia che interesserà praticamente tutto il Veneto, interessa già tutto il Veneto perché l'ARPAV conferma sono in arrivo temperature fino a 37 gradi in pianura. Dopo un mese di luglio con temperature mediamente in linea o sopra i valori minimi, un inizio di agosto ancora nella media o addirittura con temperature un po' inferiori, la seconda settimana di questo mese sarà caratterizzata, ci fanno sapere gli esperti dell'ARPAV, da un aumento delle temperature che si porteranno sopra la media anche in modo significativo. Le minime saranno superiori a 20 gradi, quindi di notte attorno ai 21-23 gradi, e questa non è affatto una buona notizia, mentre le massime potranno portarsi sui 34, addirittura 37 gradi sulla pianura interna. Lo zero termico, la quota al di sopra della quale le temperature restano inferiori a 0 gradi, salirà attorno a 4.300-4.500 metri, quindi in pratica in Veneto tutte le montagne, anche le vette dolomitiche, anche i ghiacciai delle Dolomiti saranno comunque con temperature positive sopra lo zero. Per questo motivo parte a Vicenza un programma di aiuto a anziani e persone che possono andare in difficoltà.
Settimana di Ferragosto all'insegna del caldo africano, con la colonnina di mercurio anche a Vicenza destinata a crescere fino a toccare picchi di 43-45 gradi. Tra caldo e afa che tolgono il fiato sono già molti anche gli interventi del SUEM a persone in difficoltà, e in questa settimana centrale di agosto, con gran parte delle persone in vacanza, a rischio sono ancora una volta i più fragili, anziani e persone sole. L'amministrazione comunale ha da sempre attivo lo sportello Vicenza Sicura. È aperto tutti i giorni per le persone anziane, per le persone sole che sono prive magari di una rete familiare o prive di amici, persone che hanno bisogno di un consiglio, persone che hanno bisogno di un'indicazione rispetto ai centri di aggregazione sociale per anziani che sono aperti con l'aria condizionata. Si ricorda che in questo caso è necessario essere dotati di certificato verde vaccinale, il Green Pass o tampone molecolare negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. Non solo, chiamando il numero dello sportello allo 0444 22 10 20 sarà possibile attivare alcuni servizi come la spesa a domicilio piuttosto che l'assistenza domiciliare o vedersi portare a casa il pranzo. Possiamo mettere a disposizione non solo i nostri servizi sociali, ma anche tutte quelle collaborazioni di vicinato che ci danno l'opportunità di dare una risposta alle esigenze anche con i nostri volontari. Un servizio, quello di Vicenza Sicura, che da giugno ad oggi ha già ricevuto 163 richieste. Massima attenzione quindi da qui a Ferragosto, quando le temperature saranno davvero alte. Poi dalla settimana prossima, forse, ma è ancora presto per dirlo, potrebbe arrivare una perturbazione ad abbassare le medie sia di giorno che di notte. Intanto per qualche giorno dovremo fare i conti con una colonnina di mercurio davvero arrabbiata. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ringraziamo Fabio Verin in regia, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi durante questa ora e mezza di Focus TG. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera. Buon pomeriggio.